che non avevamo messo. Magari Sì. sì. Buonasera a tutti. Buonasera cari amici e cari amiche soprattutto. Ho fatto un piccolo pasticcio. Cosa è successo? Ho lasciato il Sibille là. Che Laggiù. fortuna questa No, sera. neanche là, laggiù. Va bene. Grazie. C'è qualche amico già in linea? Sì, c'è Perla. Ciao Perla, sì. Perla prenderai il Ciao, premio per la prima. Sei come Schumacher? Vabbè, non portiamo sfortuna. No, ha vinto tanto, ma Poi insomma. alla fine. Voilà, Allora, vediamo un buonasera po' questa Perla serata. e chissà quali altri amici sono collegati, anche perché c'è scritto 0 eppure Perla è Perla con c'è, noi. Perla è praticamente Ecco, scritto. Tiziana, Lara e Ludo, buonasera. Buonasera, avete visto i capelli da mia Hilde che se li fatti oggi per domani è il suo compleanno. Non ditegli buon compleanno perché mi ha No, detto. domani. Fatemi gli auguri domani. 16 persone in linea, i nostri amici sono qui. Bene. Ciao Kiwi, ciao Raffaella, ciao Maria, Nicola, ciao a tutti. Insomma, ragazzi. Grazie di essere qui con Marietto Veneziano e c'è anche lei. Prima di tutto volevo chiedervi se vi piacciono le nostre 9 puntate la mattina su Facebook. Sì. Se volete scrivere 2 righe, tanto per un poema. Ciao Raffaella, ciao, la Claudia. Ciao Claudia. La Marcella, giusto Marcella Rosa? Anna, Marcella. Roberta. Insomma, Hola! Guarda di botto sono comparse delle domande, benissimo. Abbiamo dunque Emily, un'altra Tiziana, Nana, Giovanni, Francesca, Giuseppe, Beatrice, ciao a tutti, bene, siamo molto contenti. Comunque se volete scrivere se vi piacciono le puntate ormai alla Giorgio Mildred, alla mattina su Facebook nel canale vostro Marietto Veneziano, vuol dire che nessuno di questi li ha visti. Proprio sono uno sconosciuto, missing, bisogna, per vedere le mie live bisogna andare a chi l'ha visto. Telefonate chi l'ha visto. Marietto Veneziano, l'avete visto? È qua, siamo in diretta qui per le domande. Bene, siete già belli carburati e puoi dare gli appuntamenti? Sì, allora oggi è lunedì, dunque abbiamo appena cominciato la settimana, questa è la diretta del lunedì, appunto dalle 21:30 fino a 15, stasera siamo leggermente sottotono, vero? In che senso siamo chiusi? Io sono un po' stanca. Lei è stanca, ma io, ragazzi, io sono normale. Lui regge. Io reggo fin quando non stacca, poi dopo ho già detto che vado a dormire. Allora, dunque facciamo questo riepilogo. Il lunedì abbiamo il gruppo, noi infatti abbiamo appena staccato con il gruppo Maggi Cerceri Bertoldini. È un bellissimo gruppo. È un bel gruppo pieno di persone interessate, curiose, che hanno tanta voglia di imparare. Vi ricordo comunque che il gruppo è aperto a tutti e vi potete aggiungere quando volete, ovviamente aperto a tutti a pagamento a volte, no? Invece in questo caso è gratis. Dunque se il lunedì sera non avete nulla di meglio da fare, ma come si fa ad avere qualcosa di meglio da fare? Che non venire da noi, cioè da me. Da Marietto. Da Maria, no, dunque, se vi fa piacere, non avete il lunedì impegnato diversamente, potete trascorrerlo con noi, la prima parte insieme al gruppo I Maggi Cerceri Bertoldini su Telegram e la seconda parte qui nella diretta. Dunque, con questo si apre la settimana, si prosegue il mercoledì. Il mercoledì sera abbiamo la diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30 fino alle 21, 21:15. Sì. Il venerdì ci si ritrova sempre qui su questo canale. In questa stanza, a volte da altre prospettive, comunque qui su questa stanza e su questo canale. Sempre 21:30, 22:15. E il sabato pomeriggio sul canale YouTube del Marietto Veneziano abbiamo la diretta delle 16. Delle 16 con ogni tanto c'era Hilde. Ecco, veramente finora ci sono stata c'è sempre stata. Ho fatto l'inventario, no? Sì. Del fondi. Vabbè.
E via, siamo qua e poi Detto abbiamo canali. È vero, i gruppi su Facebook, i Magici Arcieri Bertoldini e Magie Spille Tarocchi Radiestesia. E poi chi vuole fare delle consulti a pagamento, Esatto, riceviamo riceviamo su prenotazione, dunque potete chiamarci in privato, ovviamente il costo di un consulto è 20 euro. Pagandole anticipatamente. Sì, preferiamo perché c'è gente che ci tiene impegnati e poi non si presenta, dunque da ora in poi purtroppo. No, è giusto così, perché noi ci saremo. Allora, detto questo, possiamo procedere. Sì, la filippica è finita. Esatto, la presentazione per assettare, insomma, per quelli nuovi che abbiamo dovuto fare. Sempre, certo. Vi ricordo che per poter scrivere i commenti in diretta dovete essere iscritti ai canali, dunque il canale YouTube del Marietto Veneziano e il canale YouTube di Hildegarda. In questo caso siamo su quello di Hildegarda. Esatto, il mercoledì e il sabato sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque per poter commentare lì dovrete essere iscritti sul suo canale. Vi rispondiamo in due, prima la risposta col pendolino, poi l'approfondimento con le sibille. Vi ricordo che per porre la domanda, molti amici già lo sanno, dunque questa spiegazione è per i nuovi. Dovete scrivere il vostro nome, la vostra data e la domanda precisa. Se chiedete su qualcuno o magari volete verificare la coppia o quello che è, dovete metterci comunque anche la data del partner e il nome. Ovviamente. Sì, perché più precisa la domanda e più il risultato è sicuro. È attendibile, perché noi andiamo a cogliere la scena energetica. E quindi più siete analitici e precisi, purché non sia un telegramma, perché oggi abbiamo domande proprio a morse. Bene, però adesso io penso che i nostri amici non gliene frega niente, diciamo vogliono il risultato, il succo, vogliono stringere. Allora Marietto, mezz'ora a partire da adesso. Mezz'ora a partire da adesso, via, vai. cominciamo con la prima domanda. Sì, lo so, certo che dobbiamo salire, partiamo dalla prima. Allora, vediamo qual è la prima domanda. Già sono andata su, sto scendendo. No, Perla solo salutato. Ciao Perla. E comunque ci sono un sacco di altri amici, Grazia, Nicola, Roberta, Anna, Marcella l'avevamo salutata, Claudia, Raffaella, ecco la prima domanda. La prima domanda è Emily Dickinson. Vi ricordiamo tra l'altro che rispondiamo in ordine di arrivo, non serve mettere 50 volte la stessa domanda e intasare la chat, perché tanto comunque rispondiamo alla prima che mettete e che troviamo. Allora, Emanuela, 19 agosto 75, Marco, 27 maggio 77, viviamo lontani e dovremmo vederci a luglio, però il problema è che lui è restio a impegnarsi. Migliorerà la situazione? Grazie mille. Allora lui è del 77, del 75. Viviamo lontani. Marco, migliorerà la loro situazione? Diciamo che probabilmente la domanda è ci sarà un maggiore impegno magari da parte di Marco, una volontà magari di impegnarsi di più? Devo dire che Marco... Un po' freddino sto Marco. Ma dove hai trovato? Un eschimese? Deve essere qualcosa di un po'... vabbè, concentrati, Marco, 77. Soffia un po', cara. Ma quando faccio da schermo è tutta un'altra cosa, te lo sposto veramente. Penso proprio che questo Marco un pochettino freddino. Per il momento vediamo un pochettino cosa dicono le sibille. Vediamo un po' cosa dicono le sibille, che magari dunque, Manuela, perché le sibille sono più precise. Ma diciamo che raccontano un pochino la storia. Vediamo per Manuela e Marco come prosegue. Diciamo che comunque il tempo di indagine delle sibille è piuttosto limitato, il servizio da giro perché quando cade è sempre un messaggio. Dunque secondo me Manuela è piena di buone intenzioni, si impegna tanto, la donna di servizio è chi lavora sodo e comunque ottiene qualche risultato. Adesso vediamo un po'. Però cosa succede se c'è un maggiore...
insomma. Beh, il taglio non era male. Vediamo un pochino. Certo la distanza. Ecco. Allora, no, allora vediamo un pochino. Diciamo che nel passato il rapporto sembra aver conosciuto degli alti e bassi, ma probabilmente è stato in un momento di abbattimento o quando probabilmente si erano perse un po' le speranze, che è avvenuta la conoscenza, no? Che si sono incontrati e trovati, c'era buona volontà e anche il desiderio di sanare delle cose, però effettivamente ci sono dei problemi, devo dire sembrerebbe proprio delle incompatibilità di visione. Abbiamo il dottore con la disgrazia, dunque secondo me è possibile che nel passato recente tra l'allontananza che appunto questa situazione ha imposto un po' a tante coppie che stavano comunque a distanza e che non hanno potuto vedersi come facevano di consueto, però devo dire che c'è un qualcosa che sta emergendo, che è emerso di recente. Comunque vi vedrete, l'incontro c'è, però nemica e gelosia, c'è un qualcosa che non va e che forse è legato o dipende da una situazione precedente. Qui non so se lui è separato o ha avuto un legame importante, c'è un qualcosa che comunque lo frena e lo blocca in modo abbastanza forte, proprio come se fosse un refrattario, ma non per partito preso, ma per esperienza, per un vissuto suo personale. In futuro comunque è probabile che ti faccia qualche promessa e che provi anche forse a mantenerla, però in realtà è piuttosto rigido e comunque questo tris di carte dove c'è morte, gran signore nemico, parla comunque di una trasformazione o comunque un cambiamento che sì, può essere per certi versi positivo, ma che troverà non pochi ostacoli. In effetti l'esito, sebbene introduca la possibilità di contrattare, diciamo così, ti mostro le carte da vicino, una nuova situazione o che possa offrire comunque qualche opportunità fortunata, però chiude con questo. Dunque non è una situazione semplice, lui non è solo frenato, è proprio pieno di zavorre. È come se in fondo qualcosa del passato ancora sia lì a condizionarlo in qualche misura. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Abbiamo Tiziana. Sì. Volevo sapere se riuscirò ad avere dei buoni risultati con una cura che inizierò tra poco, oppure dovrò fare un intervento chirurgico e se lo vedete in futuro, grazie. Dunque, in alternativa alla cura, se non dovesse andare bene la cura, se noi vediamo se la cura va bene. Esatto. Pendolino, abbassa pure. Ah sì, scusate, io... La cura io forse la lascerei un attimino. Forse non è proprio quella. Magari temporeggia un po' con la cura, però. E vediamo se l'operazione chirurgica andrà bene. Ok, o se sarà necessaria intanto e come andrà. Vediamo un po'. Neanche l'intervento chirurgico sarà una parola. È proprio il flessibile invece, magari è più. Vediamo un po'. Abbiamo detto il nome Tiziana? Tiziana. Tiziana. Del 69. Ok. Bella annata, 69. Chi conosce il 69? Il 69. Non so il 69.
Io sono del 77. Sì, 77. Allora, vediamo un pochettino per Tiziana. Questa cura oppure l'intervento. Allora, Tiziana, è un qualcosa che ha richiesto parecchi sforzi e parecchie lotte. Comunque, inizialmente ovviamente immagino che qualunque cosa tu abbia appreso della tua condizione non sia stato accolto al meglio, probabilmente ti sei anche un po' abbattuta inizialmente, poi è subentrata invece una volontà, una reazione, una forza dentro nel superare gli ostacoli. Adesso hai effettivamente delle prospettive, però mi sembrano più false speranze. Ti dico la verità, questa cura, da quello che posso intuire al presente, vedi che è come se a proportelo è stato un uomo comunque volenteroso, che probabilmente crede anche in quello che ti ha suggerito, perché abbiamo appunto il domestico e l'amore, dunque si dà da fare, ma vedi che c'è falsità e nemico. Dunque, a proposito della tua domanda su questa cura, non mi slancerei a dirti sì, favolosa. Allora, è vero che porterà un qualche cambiamento, porterà forse anche un rinnovato slancio e qualche risultato, probabilmente nemmeno modesto, però non sarà sufficiente. Ad ogni modo l'esito sarà incerto e il dottore stesso non sembrerà darti una risposta soddisfacente, perché vedo appunto dottore deliranti, il che significa che insomma per quanta applicazione tu possa impiegare in questa cosa, non è che un sì chiarissimo. In effetti è possibile che si debba invece proprio pensare ad altro. E anzi, vedi che parte proprio come un lascia perdere, trova un'altra soluzione che probabilmente sarà più fortunata e che ti darà veramente un esito. Dunque, secondo me non è neanche un intervento, ci sarà proprio un qualcos'altro che verrà fuori, un qualcosa che devi ancora apprendere e conoscere. Però vedi, l'esito poi ci sarà positivo, io non vedo male questa cosa, però secondo me ancora non hai individuato la strada più corretta. Verrà fuori però, Sì. Sono belle carte. Sì, alla fine sì. Insomma. Allora, andiamo avanti. Nana, Angelica, 10 settembre 70 e Nicola, 29 aprile 83. Ci sarà un ritorno. Vediamo subito. Voilà. I gattorini si va, sì, passa pure. Grazie. Grazie a te. Ci sarà un ritorno, vediamo subito se c'è questo ritorno o... Combattuta la cosa. All'inizio sembrava un sì, magari ci sarà un tentativo. Un tentativo, niente di solido. Poi a vedere, proviamo con le Sibille. Riesce a fotografare meglio la... Vediamo un pochino cosa ci dicono.
Vedo che sei in attesa e che comunque sei piuttosto scoraggiata. Vediamo un pochettino. Allora, a me sembra dal passato che sia comparsa un'altra figura, qualcuna che lo ha distratto o lo ha bloccato nei tuoi confronti. Dunque, al momento questa stabilità o questa possibilità di stare insieme è minata comunque da un'altra figura, sebbene ci sia comunque una volontà da parte di lui, non mi sembra del tutto privo di intenzione, ma ci sono degli aspetti comunque piuttosto importanti che fanno capire che è come se lui stesse lasciando un po' alle spalle il vostro passato insieme e che comunque da una parte vorrebbe poi provare a recuperare più avanti. Ti sto parlando del prossimo periodo, nell'arco del prossimo mese, e in effetti abbiamo anche una specie di ricongiungimento, perché abbiamo Imeneo, lettera. Militare mi dice però che sembra più un discorso di affinità sessuale che non un vero e proprio sentimento, anche perché in tutto questo non compaiono carte sentimento, compare piuttosto una certa abitudine, consuetudine forte che comunque si era stabilizzata e che si era innescata o comunque creata fra voi, però in futuro mi sembra più un qualcosa di pragmatico. Neanche, cioè pragmatico, ma forte, sì, un calcolo, però, oppure basato su appunto, questa è una carta di forza, è una carta di espressione marziana, e Marte ha anche la sessualità, dunque e sembrerebbe più la presenza di un'affinità in quella direzione, però come vedi sì, ci sarà magari un qualcosina, ma qualcosa di soddisfazione che porterà anche allegria, però c'è pur sempre, vedi, questa carta del nemico, è come dire che comunque devi sempre stare un po' in campana. Comunque nei prossimi 3-6 mesi lui il passo verso di te lo farà. Bisogna vedere poi, purtroppo con le sibille non riesco ad andare oltre questo e dunque non ti garantisco che poi passato quel termine, casomai lo rivedremo più avanti. Noi ci siamo ancora fra 6 mesi, no? Direi, se Dio vuole, sì. A Dio piacendo. A Dio piacendo. Bene, allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Ciao Giovanni, ciao Francesca, ciao Giuseppe, ciao Beatrice, eccola qua. Buonasera, notizie in amore. Arriverà. No, arriverà l'amore? Arriverà l'amore, traduco io. Stasera traduci tu. Allora, Beatrice, vediamo se arriverà l'amore per Beatrice. 25 luglio 85. No. Arriverà l'amore per Beatrice. Hai visto che sono collegati in 35? Ho visto. Beatrice, sì, l'amore sta arrivando. Sì. Bene, vediamo allora con... Lui, qualcosa a te. Sì, vuole esprimersi anche lui. Abbiamo qui, abbiamo scusate, qui l'Achille. Si è inserito, voleva salutarvi. È un piccolo vitellino travestito da cane. Sì, è un ex Labrador, perché ormai è un toro. Una pallina, un pallino. Purtroppo, per quanto possano camminare, i Labrador diventano, quando si fanno di età avanzata, cominciano a... Ma certo, così come sei. Allora, vediamo un pochino abbiamo detto Beatrice e... Ma no, lo dico anche a te che come sei. Andiamo avanti. Guardalo qua, si è insinuato. Basta, Achille, vai là per favore, che non riesco neanche a girare le carte.
Comunque, Beatrice, Sì, Beatrice, vediamo per l'amore. Lui ha già visto di sì, e adesso vediamo cosa dicono le sigle. Un amore epistolare, cominciamo con questi social. Però, Allora, diciamo che ha avuto dei corteggiatori in passato, ma non erano sinceri. Vediamo un po'. Un amore lontano, Vediamo. Allora, come dicevo, girando le carte, ho visto che c'è stato sicuramente un corteggiatore che sembrava anche deciso, comunque sembrava anche di un certo spessore, cioè valido, in realtà poi si è rivelato in realtà poco attendibile, un po' calcolatore, forse o lui o ha creato in te delle questioni di gelosia, dunque insomma alla fine si è rivelato, pensavo fosse amore, invece era un calesse, non so se vi ricordate quel titolo di quel film meraviglioso. Allora, abbiamo al presente la possibilità di qualcosa che va a nascere, e soprattutto un qualcuno che sembrerà nutrire verso di te dei sentimenti e potrebbe anche indurti, insomma, a cambiare la tua visione su questa persona. Non sto più parlando però di qualcuno del passato, ma qualcuno che arriverà, una new entry, probabilmente si distinguerà fra più persone. Questa è sempre una carta un po' di competizione che si deve creare, comunque un personaggio, insomma. Sì, o comunque nonostante un corteggiamento insolito o non di facile interpretazione, perché abbiamo una carta dell'abbattimento morale e vicino all'amante, diciamo un corteggiamento un po' sottotono, però questa persona con la costanza insomma si saprà far notare. L'unica cosa che mi sento di segnalarti, perché qui siamo nel prossimo periodo, dunque ci sarà effettivamente, riceverai un corteggiamento, ma devo dirti che se tu ti guardi bene intorno è già di che gira, o comunque sta cominciando i suoi avvicinamenti, Diciamo che è una persona con la quale avrai delle buone comunicazioni, ma che ti mancherà. Dunque, secondo me, anche da questo non sarà qualcuno proprio vicino, probabilmente un qualcuno che vive lontano e con il quale più che altro il rapporto sarà per telefono, o per scritto, per chat. Comunque, qualcosa sta andando per te. Andiamo avanti. Sì, arriva. Vediamo la prossima domanda. Allora, Scudo, Marcella. Scudo, salutiamo Scudo. Che tal Argentina, Trenche? Vorrei sapere se c'è una Lauchen. Vabbè, Marcella, abbiamo capito, ci scrive dall'Argentina. Ciao. Ciao. Siamo famosi anche in Argentina. Ciao Argentina. Che è un altro fuso orario, guarda che caspita, probabilmente là è mattina. Mattina o il primo pomeriggio, qualcosa del genere. Ci vogliono bene anche dall'Argentina. Che belli. Siamo oltre l'oceano. Patrizia, buonasera Ilde Marietto. Vorrei sapere se c'è in arrivo per me un amore vero. Patrizia. Questa è una bella domanda perché dopo l'amore vero ha messo vero. Bello, l'amore vero è quello che tutti sperano di trovare. L'anima gemella in fondo, no? Sì. Ne sappiamo qualcosa? Io non dico niente perché già prima mi ha cazzuolato perché c'ho il doppio mento, la pancia, non dico niente. Però sceglilo magro, Patrizia, magro! No, un uomo di peso, fidati. No, andiamo avanti, nel 73 si arriva l'amore 2 dicembre 73. Buono. Prendo anche un pendolino un po'. Vuoi Karnak? No, va bene questo. Patrizia. 2 dicembre 73. Soffrirà un po', perché... Però dai, ma alla fine... è un sì,
Eh sì, Patrizia, sarà un po' combattuta la cosa, un po' combattuta, ma alla fine sì, alla fine sarà un amore vero. Arriva. Scusa, di che anno mi hai detto 73? 73. Perché c'è una fretta. Certo, quando si sa aspettare. Alla fine si raccolgono i frutti. Esatto. Allora, vediamo un pochino, chiaramente Sibille, lo ripeto sempre, fotografano un arco di tempo di 3-6 mesi, almeno le mie stese, dunque Massimo. non amo tanto spingermi in là. No. Comunque non mancherà il modo e il tempo di rivedere. Certo che effettivamente capisco che capisco che non è stato facile neanche il passato recente, con un po' più ostacoli e qualche persona che insomma l'ha fatto tribolare. Però guarda un po' cosa sta facendo. Sì. Beh, insomma, dai. E 4, bene. So, sì. Allora, abbiamo effettivamente un'attesa, voglia di leggerezza, è già un po' che cerca, che sogna, non è una cosa recente, è già un po' che lì che aspetta questa soddisfazione di sentire l'intimità, della vicinanza. Al presente penso che ci sia già qualcuno comunque interessato, secondo me sono già 2 le figure che sì, una persona è più grande di te ed è probabilmente qua viene fuori come la carta del sacerdote, oppure comunque una persona con cui gli scambi, le conversazioni hanno un profilo alto, una persona preparata, però non particolarmente espansiva, dunque un pochino fredda forse per te. Da un'altra parte, d'altra parte abbiamo un uomo un po' più giovane, potrà avere, non so, intorno alla 50, realizzato, più magari anche più intraprendente, no? Più sicuro di sé rispetto a questo che sembra essere più saggio. Comunque con entrambi vedo o hai già un dialogo valido, comunque nel prossimo periodo che vedo sviluppare questa cosa. Sai, qua sembra proprio che dipenda da te, sei tu che dovrai scegliere, sarai tu a fare la scelta che si riterrà comunque fortunata. Belle carte, dunque, alla fine, sì, alla fine secondo me saprai scegliere bene, anche perché abbiamo anche la carta della speranza, dunque secondo me sceglierai anche, ecco che torna la figura del militare. Il militare potrebbe essere o la richiesta, insomma, non si vede tra l'altro, eccolo qua. Potrebbe essere la necessità di fare una scelta determinata, decisa, oppure potrebbe anche essere veramente un uomo che indossa una divisa, oppure il segno di una passione, di un atto di forza, comunque di una persona passionale che si avvicinerà a te. Ripeto, secondo me saprai scegliere comunque al momento giusto, probabilmente perché è già tanto che e qua nella linea del passato si vede che hai le idee chiare, che sai cosa stai cercando, sebbene tu abbia desiderio di svago, hai anche desiderio di cambiare la tipologia di rapporti e di differenziarli rispetto a quello che hai vissuto finora. Ad ogni modo c'è qualcosa di buono, potrebbe essere, attenzione, nell'ambito lavorativo, questa potrebbe essere un'indicazione in più. Comunque impegnati, continua a impegnarti perché raccoglierai. C'è proprio la carta della riuscita. Comunque scusa, ci sono 2 personaggi di peso, non è che non sono persone false, non viene assolutamente nessuna carta che mi faccia pensare che devi fare attenzione, invece mi sembra proprio che tu abbia non solo la possibilità di scegliere, ma che saprai scegliere, questo è importante. Bravo. Avevo anche il pendolino che hai visto lì. Sì, il pendolino è chirurgico, ma vedete,
Ma come ci pigliamo questi capelli stasera? La parrucchiera è stata fenomenale. La parrucchiera, ma io mantenerli di meno. Mettiamo un pochino. Allora, Patrizia, l'abbiamo vista? Sì. Ah, grazie, guarda cosa scrive Beatrice. Sì, io vi seguo spesso, mi piacete tantissimo, siete simpatici e dolci, continuate così. Grazie. Grazie. Sta parlando con me. Sì, parla con te. Allora, abbiamo i saluti di Lucy. Ciao, Lucy. Roberta, 6 agosto 83, troverà l'amore, Roberta? Un po'. Vediamo se trova l'amore, Roberta. Diciamo Roberta che... C'era un po', eravamo a rischio addormentamento, diciamo che con questo Covid anche il pendolino sta perdendo poco. L'amore si è addormentato. L'amore si è addormentato. Allora, blu, diciamo. Ecco. Un rinforzino dargli questo amore. Comunque sì, alla fine, guarda, alla fine chi la giura la vince, sicuramente. Roberta ci sarà? Ci sarà Roberta. Chissà, spero di identificarlo già anche nella stesa. Perché... Dagli anche l'indirizzo, dagli l'indirizzo e il numero di telefono. Via. Via, in alcuni casi le sibille hanno saputo descrivere molto bene, le persone hanno individuato a chi mi riferivo. Sì. Però in questo caso partiamo dal nulla, vediamo quello che viene fuori. Allora, Roberta, ripeto, io già metto le mani avanti, 3-6 mesi, se non c'è in 3-6 mesi non significa che non ci sarai, visto che il pendolino ha girato tanto, vediamo cosa raccontano appunto le sibille nel prossimo periodo. Vediamo un po'. Quando fanno così, guarda qua, guarda. Bello. Queste sono belle. Abbiamo comunque una bella indicazione, certo, però... un po' tirata mannaggia. Un po' tirata. No, è che secondo me ha avuto una notizia che non è tanto piaciuta. Magari durante una conversazione fra amici poi è venuto fuori qualcosa che le ha fatto dispiacere, sì. Guarda lì. Finalmente è uscita una carta d'amore in tutte queste stelle di questi guarda che finale. Sì, ecco il finale, aspetta, col botto, comunque vediamo adesso di spiegarlo. Abbiamo dunque nel passato vedo che c'era un rapporto, c'è stato un rapporto da non molto tempo, o comunque un rapporto che ancora oggi ti segna, perché per venire fuori nella stesa riguardo l'amore, dunque abbiamo ancora un qualcosa. È probabile che tu avessi un rapporto importante con una persona, ma ci sono state grosse incomprensioni o questioni di gelosia, per trascuratezza. Forse questa persona era troppo impegnata nel suo lavoro e ti ha fatto sentire messa da parte, non sufficientemente importante. Dunque questo indica ancora come è possibile che tu ti senta oggi e che probabilmente stai cercando qualcuno che ti faccia sentire al centro o comunque compartecipe nei progetti. Ad ogni modo, vedo delle situazioni abbastanza serene, probabilmente condividerai qualche momento con un'amica oppure con una ragazza più giovane di te. Abbiamo detto che data hai, Roberta? 83. Dunque, sì, è giovane, giovanissima, dai. Comunque arriverà un'occasione fortunata che porterà un grandissimo cambiamento, una trasformazione proprio. Sì, perché questa carta qui vuol dire trasformazione. Beh, certo, poi nel caso c'è sempre da chiarire il significato delle carte che l'accompagnano. Esatto. Ecco, se ci fossero state delle carte brutte, allora ti avrei detto attenzione, ma in questo caso fortuna con questa carta, è chiaro che stiamo parlando di un evento che cambierà, ma proprio a breve, nell'arco di poco tempo, cambierà in positivo le cose. Infatti abbiamo anche qui la costanza, che è una carta di riuscita, speranza, riunione. Dunque
è molto prossimo l'incontro che porterà a una svolta, un incontro proprio fortunato. La persona potrebbe essere un uomo molto determinato, molto forte, con un temperamento determinato, deciso, con una grande carica vitale, ma anche forte, insomma, anche passionale. Vedo un amore molto passionale. Un torello, insomma, Vabbè. Voleva dire questo. Insomma. Allora, abbiamo le carte di esito. Ti consuma. Abbiamo le carte di esito, forse ci sarà un'amica che magari proverà a dissuaderti o che conoscerà delle cose, penserà di darti dei dettagli su questa persona, ma in realtà per te non c'è niente che non va in questa persona, sarà un uomo molto valido e ambito, Sì, ok? sì. Per me comunque sì, ci vuole un po', però non tantissimo, perché è comparso nella stella. Comunque sarà una persona ok, Sì. Che saprà fatto bene, andiamo avanti. Facciamo ancora una domanda. Allora, abbiamo... No, sei andato giù. Sì, sei andato giù. Perché Beatrice l'abbiamo letta, Lucy l'abbiamo salutata, devi scendere. Ah, scusa. Vabbè, prendi il cursore da lì. Ecco. Allora, vai giù. Misticanza, ecco qua. Ecco. Buonasera, arriverà un compagno per me, Deborah, 16 settembre 77. Eccola, vediamo anche per Deborah. Sì. Buona. Eccoci qua. 16 settembre 77, Deborah, vediamo se arriva un compagno per lei. Sì, sarà un pochettino anche qua. Sì. Vediamo un po' le sibille cosa Vediamo ci cosa dicono le sibille. Però mi sa che c'entrerà anche lei. Sì. Mi sa che è un'estate caliente questa foriera. Si riprendono da questo Covid, esatto. esplodono tutti come... La cura al Covid, l'amore. Esatto. L'antintossicazione al Covid. Sì. Esorcizziamo quest'inverno che non abbiamo vissuto completamente, abbiamo saltato una stagione. Sì. Ma adesso si riprende. Mi rendo conto, non so se è successo anche a voi, che i primi giorni che uscivo dopo le restrizioni del Covid, io vestivo ancora come l'ultima volta che ero uscita di casa, come l'inverno, col piumino, invece mi sono trovata che bisognava mettersi la magliettina. È stato uno shock perché sono uscita poco e niente in quel periodo e dunque ho proprio ho perso una stagione, come fatto un letargo, ecco. Allora, un po' mi stanno aspettando. Sì, hai ragione, era per chiacchierare un po'. Vabbè. Allora, ricordiamo il nome. Deborah. Sempre Deborah. Allora, mi sa, il taglio diceva smetti di sognare, datti da fare. Ci vorrà un po', Deboruccia, qua ancora non lo vedo in questo periodo. Certo, abbiamo una linea del passato dove probabilmente un rapporto, una relazione si è trasformato, certo è diventato più intimo per certe circostanze e ha portato anche una specie di miglioramento, non dico una guarigione, ma insomma hai avuto modo di prenderti cura di te e di ritrovare un po' l'allegria, però non era un qualcosa di forte, o comunque hai passato forse un periodo tu a guarire te stessa. Ora ti vedo in attesa, effettivamente c'è un qualcosa già all'orizzonte, ma proprio già adesso, perché la linea del presente è questa. E anche qui è possibile che una persona, abbiamo qui
la carta del mercante, che può indicare o il contesto lavorativo e dunque indicarci qual è l'ambiente o la situazione o la circostanza nel quale troverai o incontrerai questa persona, oppure può indicarci una persona che è un lavoratore autonomo, oppure che ha un ruolo organizzativo nell'ambiente lavorativo, un commerciante, insomma qualcuno, un professionista, forse indipendente. Abbiamo la possibilità appunto che si faccia avanti questa persona, dunque o sarà un libero professionista, un autonomo, oppure siamo nell'ambiente lavorativo, dunque e siamo lì, siamo prossimi. Attenzione, perché è possibile che proprio per quanto riguarda l'amore tu abbia una concorrente. È come se, vedi, c'è la carta della nemica, la matrice e la donna maritata. Dunque, o questa persona che si farà avanti, che ti corteggerà, possibilmente ha un precedente legame, e dunque questo è possibile anche che tu lo scopra col senno del poi, o comunque si creerà un'incomprensione con qualcuna che magari ha l'interesse su questa stessa persona. Ad ogni modo ci sarà un rapporto che potrebbe portare della solitudine, qualche rimpianto, però delle buone possibilità nonostante tutto. Oppure questa persona in realtà si sente particolarmente sola. Diciamo che non penso, per quanto il pendolino abbia detto sì, non vedo nel prossimo periodo, a parte questo corteggiatore proprio nell'immediato, l'esito non mi sembra del tutto incoraggiante, dunque non farei affidamento sul prossimo periodo. Probabilmente la persona adatta a te o si manifesterà più avanti, oppure magari è già questo corteggiatore che si sta avvicinando a te, ma non è detto che si concretizzi nel prossimo periodo. Vedo in effetti delle notizie che ti porteranno qualche dispiacere, dell'abbattimento. Dunque, per quanto riguarda l'amore, non lo vedo subito. Oppure quello che comincerà avrà un esito non proprio felicissimo. Dunque il pendolino ti rispondeva forse per qualcosa più avanti nel tempo. Sì, più avanti nel tempo. Cioè alla fine succederà che ci sarà. Sì, alla fine ci sarà. Però per questi 6 mesi lei ti stava dicendo 3-6 mesi, dunque la diplomatica sarà impegnativa. Sì, non metterci il cuore nel prossimo periodo. Ecco, contatta una consulenza solo becchi, così che sai dove vai a finire. Andiamo avanti, Ne facciamo ancora una, poi... Ma ce la fai, perché sento già che... Io sono in affaticamento. E anch'io. Cari amici, allora io per questa sera penso che abbiamo fatto la nostra mezz'oretta. Sì, anche qualcosina in più. Certo, però noi ci vediamo quando? Con i nostri amici? Mercoledì sera. E anche domani mattina. Ma non lo sai che la mattina... Nel diario del Marietto Veneziano. No, non lo sapevo. C'è una live. Allora io, forse il mio alter ego il mattino con te. Secondo me ha una doppia personalità. Alla mattina ha un altro... Io mangio e scordo, è diverso. Ha un altro programma. No. Sì, c'è il mio clone. Il suo clone, no. È intelligenza artificiale. Più artificiale che... No, sto scherzando. Bene, cari amici, allora domani mattina ci vediamo alle 8:30. Dopo mi cazzuola, come so. Quando sta, come dice tutti i colori, per quello la mascherina. Allora, cari amici, domani mattina alle 8:30 circa sul diario del Marietto Veneziano, perché domani mattina abbiamo tanta carne al fuoco, no? Parliamo dei riti propiziatori. È vero, sì. Cioè io lancio il sasso, poi lei inizia con la filippica, no? Sapete com'è che fa la maestrina? Ma lo fa già poi ogni tanto io entro con la battutina, tanto per raffreddare chi ti ascolta, perché gli arriverà sul cervello e sembra un boiler, no? E allora dopo lei si riprende e riparte. Allora domani mattina parliamo
riti propiziatori. Mi raccomando, non perdetevi dunque Sì, noi ci siamo, di sicuro. il video sul Rito diario propiziatori, sì, del nel Marietto. diario del Marietto, perché il Marietto, cioè che sarei poi io, ha 3.000 amicizie, che praticamente per chiamarli bisogna fare una seduta spiritica, però voglio Che dire, sono fantastici. sono dei fantasmi, però qualcuno per sbaglio più o meno ci sente, no? E poi mercoledì sera a che ora? Alle 8:30? Alle 20:30. No, alle 20:30 noi siamo qui, però sapete che le mie live sono sempre un po' più lunghine della sua, no? Perché Vabbè, cominciano un po' prima. cominciano dunque. un po' prima, e tante belle cose. Poi non perché sono più simpatici quelli che si collegano nel mio canale, non è vero, No, però voglio dire, però sì. Però sì, purtroppo così, scherzo. Ragazzi. Ragazzi, scusate l'orario è tardi, che adesso io vado, non è il mio orario, questo qui, io alle 9:30 di solito vado già adesso, siamo alle 22:20. Vuoi dire qualcos'altro? No. Perché sennò fra un po' mi vincono. No, va bene così, anzi vi ringraziamo appunto della compagnia di averci sopportato e dunque ci ritroviamo domani mattina sul suo diario, per chi appunto è su Facebook e ha l'amicizia col Marietto Veneziano, altrimenti la diretta di mercoledì sera 20:30 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. E se volete una consulenza professionale sapete che costa 20 euro, dura 45 minuti, sì, illegale più o meno. Bene, cari amici, il vostro Marietto Veneziano è illegale, vi saluto e grazie della partecipazione, a domani mattina alle 8:30. Grazie cari amici e buonanotte. Chiudete così?